Qual è il giudice competente in un caso in cui una famiglia viva sia in Italia che all'estero? Esiste un regolamento europeo, il regolamento UE 2019-1111, che disciplina, tra le altre cose, come individuare il giudice competente nei casi in cui ci siano i cosiddetti elementi di internazionalità, ossia nel caso in cui i componenti della famiglia o la vita familiare stessa non siano collocati in un unico Stato membro. Si tratta di un regolamento molto complesso che disciplina la competenza, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale, cioè delle cause di separazione e divorzio, nonché in materia di responsabilità genitoriale, oltre alle decisioni in materia di sottrazione internazionale di minori. In questo video ci concentriamo sul caso in cui una famiglia viva tanto in Italia quanto all'estero e occorra prendere provvedimenti provvisori nell'interesse di un minore. La cosiddetta residenza abituale del minore rappresenta il criterio principe per individuare il giudice competente. Esistono tuttavia dei casi in cui non è semplice stabilire con certezza dove sia la residenza abituale del minore. Ad esempio, nel caso di minori molto piccoli, ovvero di minori che per ragioni familiari non hanno vissuto stabilmente in un solo Stato membro. Quando non è possibile individuare il giudice competente perché non è facile stabilire una residenza abituale del minore e non risulta un accordo tra le parti, sono competenti le autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui si trova il minore. Ad esempio, se un bambino in tenera età ha sempre viaggiato fra Italia e l'estero e non è possibile stabilire un'unica residenza abituale, la competenza potrà spettare al giudice italiano se il minore si trova in Italia. Inoltre, aspetto ancora più importante, nel caso in cui sia necessario assumere provvedimenti provvisori, inclusi i provvedimenti cautelari, se la mamma è in Italia e occorre assumere provvedimenti provvisori previsti dalla legge italiana, ben può essere competente il giudice italiano. Infine, esistono dei casi in cui il giudice competente a giudicare il merito può, su istanza di parte o d'ufficio, chiedere a un altro giudice che ritenga maggiormente competente di assumere le decisioni nell'interesse del minore. In definitiva, il regolamento UE 2019-1111 prevede molte regole a seconda del caso concreto e prevede dei correttivi per individuare quale sia il giudice competente, individuandolo, nella maggior parte dei casi, nel giudice letteralmente più vicino al luogo in cui si trova il minore. Se ti interessano questi argomenti, seguici per non perdere i nostri prossimi contenuti.